Ormai da tradizione quella alleghese sarà una stagione ricca di appuntamenti importanti. Iniziamo subito dal weekend del 12 al 13 di dicembre con la festa della neve, per proseguire il 29 e il 30 con il Prove Libere Tour organizzato dal Pool Italia, che offre la possibilità di testare i materiali dei principali brand del settore, sia sci e non solo, diciamo anche abbigliamento tecnico. Proseguiamo il 3 gennaio con un appuntamento molto importante per noi, che è il Dominator Night, un evento organizzato da Max Tosi la sera del 3 gennaio, con possibilità di salire in cabinovia che sarà aperta e illuminata dalle ore 7 fino a tarda sera, e uno scontro a eliminazione diretta tra i principali atleti del settore motoslitta, e uno spettacolo live davvero molto bello. La stagione proseguirà nei mesi di gennaio e febbraio con una serie di appuntamenti settimanali con Radio Peter Pan e Radio Bella Monella, che organizzeranno diverse attività nei nostri rifugi sulle piste. Sempre nello stesso periodo, a partire in realtà già dal 26 di dicembre, Alleghe Nights, l'apertura serale della cabinovia il giovedì e sabato dalle 7 alle 11, e la possibilità di salire quindi con impianti alla sera per un aperitivo in quota, piuttosto che per una ciaspolata notturna o una cena chiaro di luna. Restando in tema gastronomico, 15 marzo, baite aperte, ormai giunta all'8ª edizione. È un evento che porta ormai più di 1000 ospiti ogni anno, che offre la possibilità sostanzialmente di visitare queste piccole baite private vicino alle piste di Alleghe, per una giornata davvero speciale, sia con gli sci che con le ciaspole. E chiusura con il botto, con la festa nostra tradizionale, lo Splash Party, il 5 aprile, che coincide poi con la chiusura delle piste.